oggi una visita dell'assessore ai beni culturali per fare il punto appunto su come agire e su come programmare le varie iniziative di Agrigento Capitale 2025. Sì, oggi abbiamo avuto la visita dell'assessore Francesco Scarpinato, è venuto quasi l'indomani della proclamazione, questo è significativo, questo è l'interesse che l'intera regione siciliana ha per Agrigento. Si sta già parlando di come organizzare il lavoro futuro, si sta parlando di come concretizzare i progetti che noi avevamo nel nostro dossier. Agrigento penso che merita di poter essere al centro dell'attenzione, peraltro l'unica città siciliana che ha avuto questa opportunità, io parlo di opportunità, non voglio parlare proprio di vittoria, parlo di opportunità, e questo che mi si presenta anche oggi è una cosa molto molto grande ed è di buon auspicio per il proseguo dei nostri lavori. Abbiamo portato fortuna ad Agrigento, noi siamo felici per questo grosso traguardo ottenuto, siamo felici per Agrigento, ma è la vittoria di tutta la Sicilia. Sì, oggi abbiamo fatto già la prima riunione operativa proprio per cercare di porre in essere una serie di iniziative finalizzate ovviamente al potenziamento di quello che dovrà essere Agrigento capitale della cultura. Quindi si gettano le basi per arrivare, diciamo, in forma con alcune iniziative. Lei stamattina ha visitato anche la valle, il parco, insomma una programmazione importante per la nostra città e non solo, perché Agrigento rappresenta appunto tutta l'Italia. Sì, la mia presenza qui ovviamente significa la massima attenzione del governo regionale per Agrigento, per il parco, ma per tutto il territorio. Per me è programmazione e progettualità, stiamo buttando le basi, ma stiamo lavorando senza soluzione di continuità per rendere grande Agrigento. Diceva lei un lavoro di team, un lavoro di squadra. Ho usato questa parola, teamwork, lavoro di squadra, dobbiamo lavorare tutti insieme, in sinergia per cercare di, ripeto, far grande Agrigento e soprattutto rendere questa Sicilia, che per me è la terra più bella del mondo, fruibile a tutti quei turisti che raccoglieranno questa ovviamente notizia di Agrigento capitale della cultura. Si spera in questo contributo che fu dato a Palermo quando Palermo diventò capitale della cultura di 1 milione di euro? Noi non mettiamo limiti alla divina provvidenza, lavoreremo e cercheremo di fare del nostro meglio per rendere sotto il profilo economico-finanziario Agrigento adeguata a questa nuova sfida.